Io proporrei una riflessione a tutti, ma con molta pacatezza, sul senso del tempo, perché abbiamo due dimensioni del senso del tempo: lo scorrere dei minuti, delle ore, dei giorni, dei mesi e degli anni, quindi quasi il cambio, diciamo, di un calendario con un nuovo calendario ricco di grandi attese, di grandi speranze. Però il tempo va considerato anche nella sua dimensione di vita comune, di partecipazione in questo pianeta ai problemi e alle gioie e alle fatiche che ci riserva. Quindi il prossimo anno, mi è capitato altre volte di doverlo dire, non sarà un anno diverso, perché ciascuno dice che sia migliore dell'anno precedente. Sarà migliore dell'anno precedente nella misura in cui noi veramente ci mettiamo insieme, sia per affrontare in modo responsabile questa pandemia, sia per affrontare i problemi economici, sia per affrontare i problemi di ordine, ad esempio, planetario, che sono sorti anche con questa pandemia, ma che erano già presenti. Allora, se ciascuno partecipa, se ciascuno dà la sua riflessione, anche creativa, innovativa, noi riusciamo ad avere un anno migliore, altrimenti si tratta semplicemente del tempo che scorre e quindi da un minuto prima della mezzanotte passiamo a un minuto dopo la mezzanotte e sembra che il nuovo anno possa essere completamente nuovo. Non è così, dobbiamo impegnarci per farlo nuovo.